L'Europa non finanzierà la realizzazione del Bosco dello Sport di Tessera con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'annuncio è arrivato dal ministro per gli affari europei Raffaele Fitto. Il mese ulteriore di riflessione concesso dalla Commissione europea per valutare il progetto ha confermato ciò che già filtrava da Bruxelles, tanto che appena una settimana fa era stato lo stesso vice premier Matteo Salvini a criticare la scelta del Comune di Venezia. Se ti danno dei soldi per la sostenibilità, l'innovazione, la riduzione delle emissioni, ma tu li usi per uno stadio, aveva detto al Gazzettino, evidentemente fai una scelta quantomeno bizzarra. La notizia è stata accolta in comune con stupore e contrarietà, in attesa di conoscere le motivazioni di una scelta che all'amministrazione di Venezia appare più politica che tecnica. Diversa la lettura del Partito Democratico. Per la segretaria cittadina Monica Sambo, perdere 93 milioni di investimenti pubblici rappresenta una sconfitta epocale della giunta Brugnaro. Ricordiamo che le opposizioni a tal fine, ancora nell'aprile del 2021, avevano presentato un insieme di proposte che avevano 3 punti cardine: ambiente, casa, lavoro. E da queste proposte e da questi principi che bisogna ripartire fin da subito per intercettare le risorse europee e dare un futuro alla nostra città. Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia, parla di una notizia sconcertante per quanto prevedibile, ricordando le perplessità del sindacato sul fatto che il progetto potesse essere condiviso dall'Europa. Per questo Bosco dello Sport abbiamo già impegnato l'avanzo di bilancio dell'anno scorso e di conseguenza è fondamentale capire quale sia la copertura finanziaria, se non sia il caso piuttosto di rivedere il tutto, magari anche chiedendo ai privati perché non se lo finanziano loro questo palasport e questo stadio come accade in altre città italiane, anzi. Di sconfissione a tutto campo che arriva dall'Europa e della sconfitta di chi pretendeva di accaparrare soldi pubblici per interessi che erano in massima parte privati, parla invece Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme. Dalla municipalità di Venezia a Murano Burano, la consigliera delegata Sara Arco chiama alla mobilitazione. Ora il 27 ci sarà un consiglio comunale e invito i miei concittadini a venire insieme a me in consiglio comunale e chiedere tutti insieme le dimissioni di questo sindaco che troppo spesso ha regalato brutte pagine per questa città.